Sono le ore più calde dell'estate 2023. L'anticiclone subtropicale africano sta raggiungendo l'apice proprio in questi giorni, anche sulla nostra provincia. Lo stato di allarme climatico per lo stato di disagio psicofisico è stato prolungato fino al 24 di agosto dal Dipartimento di Protezione Civile del Veneto. Fino a sabato insisterà l'anticiclone subtropicale africano che è responsabile di questa fase particolarmente calda. In effetti le temperature sono molto sopra la media e continueranno ad esserlo appunto fino a sabato. Afa e temperature roventi dureranno fino a sabato, non ci sarà tregua nemmeno nelle ore notturne. Temperature attorno ai 36, 37, 38 gradi, anche 39 localmente per quanto riguarda i valori massimi. E il problema è che anche le temperature minime non saranno molto sopra la media, difficilmente scenderanno sotto i 20 gradi e nei prossimi giorni arriveranno a essere attorno anche ai 23-24 gradi, quindi sarà parecchio caldo rispetto alla norma anche durante le ore notturne. Per trovare un po' di refrigerio bisognerà attendere la domenica. Tra domenica e lunedì l'anticiclone cederà anche sulla pianura e quindi si comincerà ad avvertire una diminuzione di questo caldo anomalo. Poi l'estate dovrebbe mantenere temperature nella media, ma questa ondata di calore per intensità batte quella che si era verificata nella seconda metà di luglio.